L'Italia è il secondo paese più anziano al mondo dopo il Giappone, ma ha superato il paese nipponico per indice di vecchiaia. Questo parametro, che misura il rapporto tra giovani e anziani, è passato dai 58 anziani ogni 100 giovani nel 1980 a 175 ogni 100 giovani nel 2019. Le proiezioni delle Nazioni Unite indicano che entro il 2050 gli over 65 supereranno gli under 25 nei paesi occidentali, con l'Italia tra i primi a raggiungere questo traguardo. Popolazione over 80 che in Veneto tocca le 370.000 persone e che nel 2050 arriverà alle 640.000. Nel 2050 il Veneto avrà una popolazione ultra ottantenne che è pari a sommare le 4 città: Verona, Vicenza, Padova e Rovigo. Immaginatevi questo scenario. Crescente longevità che richiede risposte, servizi, pianificazione capace di garantire il benessere agli anziani e la sostenibilità del sistema. Case di riposo al collasso, con circa 10.000 anziani in Veneto in attesa di un posto, circa 1.700 solo sul Vicentino. 10.000 in questo momento in Veneto è il picco massimo mai avuto nelle liste d'attesa da quando esistono le strutture per anziani, ed è un numero destinato a crescere, ogni giorno cresce. Noi gli assistenti sociali oggi fanno i centralinisti, perché devono solo rispondere a situazioni di emergenza. E proprio per affrontare il tema della crescente longevità e delle sfide territoriali che richiede, Vicenza si prepara ad ospitare gli Stati Generali della Terza Età, primo evento nazionale dedicato all'invecchiamento della popolazione. A Vicenza ospiteremo gli Stati Generali della Terza Età perché la questione dell'invecchiamento della popolazione è forse in assoluto la più grande emergenza che vivrà il nostro Paese, cambierà completamente la nostra società e quindi servono investimenti sull'RSA, serve aumentare il numero di posti, aumentare le impegnative, servono politiche sulla domiciliarità e sull'invecchiamento attivo. A Vicenza ospiteremo una riflessione su questo, coinvolgendo tantissimi attori di livello nazionale. Promosso dall'Istituto Socioculturale Niccolò Rezzara Est Vicenza, dall'Università Adulti Anziani di Vicenza e da Uripa, con il patrocinio del Comune di Vicenza, di ANCI e ANCI Veneto, l'iniziativa si svolgerà il 6 e 7 dicembre al Centro Congressi del Seminario Vescovile di Vicenza.